Buonasera, ben ritrovati a Fatti Nostri la Piazza. Come ogni venerdì Telechiara scende letteralmente in piazza, cambia luogo, raggiunge la gente, le persone, in questo caso questa sera i lavoratori, gli imprenditori, i sindacati, per parlare dei temi che sono vicini alla gente e soprattutto cari alla gente. Siamo in diretta dalla sede regionale della CISL del Veneto, qui a Mestre, per una puntata intitolata Morire di lavoro. È una domanda che ci facciamo: si può morire di lavoro o per il lavoro? È una constatazione, purtroppo entrambe le cose, ma cercheremo di capire questa sera insieme ai nostri ospiti anche quali strade, quali alternative ci sono già in atto e si possono attuare anche in maniera efficace per uscire insieme da questo stallo, da questa situazione di crisi che stiamo attraversando e che vede purtroppo anche gesti drammatici ed estremi come alcuni imprenditori ma anche alcuni lavoratori che si sono tolti la vita perché non vedevano un futuro e una possibilità di uscita. Saluto subito la collega che conduce con me questa sera. Buona serata, Cristina Pagnin. Grazie Elena, buonasera a tutti, grazie per averci seguito anche questa sera qui a Telechiara. Il tema naturalmente è un tema molto delicato, noi siamo qui per dare un contributo anche di speranza, di positività. Offriremo anche modo appunto a chi ci segue da casa di conoscere le varie realtà che sono state messe in campo in questo territorio, in varie province del Veneto, per cercare di aiutare appunto chi si trova in gravi difficoltà finanziarie e poi magari diventano anche difficoltà familiari e insomma le cose possono precipitare. Voi potete telefonarci da casa, io ricordo i nostri numeri: 340 94 34 843 per chiamarci qui in diretta, oppure per mandarci dei messaggi 392 666 0099. Chiamateci, intervenite, dite la vostra, se avete domande da fare noi staremo qui fino alle 23. Sono molti gli ospiti che sono presenti nella sede CISL questa sera e in diretta con noi durante queste 2 ore di dibattito. Vado subito a salutare gli ospiti, diciamo gli interlocutori privilegiati, ma ce ne sono molti anche tra la piazza. Intanto salutiamo Franca Porto, segretaria regionale generale della CISL del Veneto. Grazie per ospitarci anzitutto e grazie per essere qua questa sera. Saluto Paolo Zabeo dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Buonasera e grazie. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E saluto anche Roberto Furlan, presidente della Camera di Commercio di Padova. Buonasera e grazie per essere qui. Lo diciamo, stiamo aspettando anche il presidente di Confindustria Venezia, Luigi Brugnaro, che ci raggiungerà. E molti sono gli ospiti anche tra la piazza che sentiremo tra pochissimo e con i quali cercheremo di dialogare, di confrontarci su questo tema. Una crisi che attanaglia gli imprenditori, i lavoratori in egual maniera, con risultati anche drammatici come quelli che abbiamo accennato e che danno il titolo a questa serata. Nel primo trimestre del 2012 sono già 29 gli imprenditori che si sono tolti la vita, 9 solo nel nostro Veneto. Una settimana fa circa una moglie di un imprenditore a Grumulo delle Abbadesse, la settimana scorsa un imprenditore agricolo nel Trevigiano, ma appunto ci sono molti altri casi, molti nomi, molte famiglie dietro a questi drammi. E allora cerchiamo davvero di dialogare con le varie realtà che ospitiamo questa sera per capire che cosa si può fare, perché si è arrivati a questo punto, ma quali sono le prospettive, speriamo e dobbiamo dare di speranza questa sera. Però cominciamo con una testimonianza, la testimonianza di Laura Tamiozzo, una imprenditrice, una giovane donna che scrive una lettera e la scrive ad un'altra imprenditrice, Flavia Schiavon. Laura e Flavia sono 2 figlie di 2 imprenditori che si sono tolti la vita, uno a Vigonza, l'altro a Montecchio Maggiore lo scorso dicembre, e Laura scrive a Flavia queste parole di solidarietà, di speranza, ma anche di dolore e di fatica. Sentiamole. Mi chiamo Laura Tamiozzo e sono la figlia di un imprenditore edile della provincia di Vicenza. Il 31 dicembre 2011 mio papà si è impiccato nel capannone della nostra azienda. La nostra impresa è stata fondata da mio nonno nel 1971 e dopo la sua morte mio padre ha voluto proseguire con l'attività per un senso di responsabilità nei confronti di suo padre. Da quando è iniziata questa crisi mondiale il papà non è stato più lo stesso. Il modo di lavorare è cambiato. Ci siamo trovati di fronte, sempre più spesso, a persone che, dopo aver commissionato i lavori, non hanno più provveduto a pagare i conti, chi per un motivo, chi per un altro.
Poi ti trovi davanti a certa gente che si fa gli autosconti, anche di 60.000 euro al colpo, e se accetti bene, altrimenti non vedi nulla. Ti rivolgi agli avvocati per avere una mano e ti rendi conto che la giustizia non è dalla nostra parte. Vince sempre chi fa il furbo e si comporta da delinquente. Non riesco ad essere arrabbiata con lui per la sua decisione. Mio padre è morto per amore della sua azienda e specialmente nei confronti dei suoi dipendenti. Viveva con il terrore di tradirli, di non essere in grado di pagare loro gli stipendi. Ora per la mia famiglia e per me è tutto molto più difficile e complicato. Da parte mia, la prima difficoltà è quella di affrontare l'ufficio. Ogni volta che ci devo andare mi assale l'ansia. Non so cosa darei per evitare di andarci. Mi fa rabbia guardare la televisione. Ora non si parla che della nave che ha affondata. Pare non ci siano altri argomenti. Sembra che al governo vivano su un altro pianeta. La manovra Monti non sarà di certo quella che solleva il paese. Probabilmente le nostre aziende non avranno futuro, anche se mi auguro il contrario. Ma non dobbiamo permettere che i nostri padri se ne siano andati così e che non ci sia nessuno che si prenda delle responsabilità. Dobbiamo trovare giustizia, tentare tutte le strade possibili, perché ogni imprenditore che muore è per tutti noi un'ulteriore sconfitta. E queste le parole di Laura Tamiozzo, una giovane imprenditrice che ha preso le redini dell'azienda del padre, appunto, che si è suicidato lo scorso dicembre, e le ha scritte Flavia, una collega che condivide non solo l'impegno imprenditoriale ma anche il dramma familiare. Laura e Flavia hanno fondato insieme all'impegno e alla volontà della CISL, in particolare della Filca CISL, l'associazione Speranza al Lavoro. E allora Cristina, cerchiamo di capire che cos'è questa associazione, come è nata e con quali obiettivi. Esatto, tra l'altro noi ci troviamo proprio nella sede di Speranza al Lavoro, questa è la sede della CISL ma anche la sede di questa nuova associazione. Io sono qui con Paolo Bizzotto, segretario appunto regionale della Filca CISL, settore delle costruzioni che sta vivendo un momento difficilissimo, forse uno dei settori più in crisi, è così? Certo, il settore dell'edilizia ha raggiunto anche punte di riduzione di addetti di circa del 30% nel giro di 3 anni, quindi è una situazione drammatica. Però mi premerebbe anche sottolineare del perché nasce un'associazione. E per il nostro settore, che è il settore delle costruzioni, assieme alla Diconsum, che è il sindacato dei consumatori, sia a livello regionale e nazionale abbiamo avuto questa idea, siamo stati spinti a questa iniziativa, ma nasce anche da dei perché. Il primo perché siamo coerenti anche dei principi che sono nello statuto della CISL e sono dei principi della Costituzione, che parlano della dignità della persona e di come salvaguardare la persona e la propria famiglia. L'altro perché è perché è il nostro ruolo, è il nostro compito, quello di dare risposte e soluzioni. Faccio presente che oltre ai suicidi, nelle nostre sedi passano quotidianamente decine, centinaia di lavoratori che vengono a esporci i loro problemi, i loro drammatici problemi, non solo il problema del lavoro. E quindi siamo stati investiti da questo. Ed vengono è giusto, anche i familiari molto spesso, no? Molto spesso i familiari, persone anche per esempio degli stranieri, arrivano magari i figli che parlano l'italiano e vengono a esporci il problema. E quindi c'è, a fronte di questo numero di persone di suicidi, c'è una moltitudine di persone appena sotto questo livello che comunque sta vivendo una situazione drammatica. E quindi siamo stati investiti anche di questo. E poi anche perché abbiamo una responsabilità verso tutte queste persone, che è il nostro compito, e quindi persone che hanno fiducia nel sindacato, quindi bisognava dare una risposta. Ha un bellissimo nome, Speranza al Lavoro. Esatto. Ma che cosa si propone di fare nel concreto? Noi con questa associazione che è nata il 16 di aprile, quindi è fresca. Intanto il primo punto è questo: mettere assieme le persone per una scelta di solidarietà. E quindi questo era il primo elemento. L'associazione ha previsto 2 fasi. La prima fase, che è questa, che è un luogo per raccogliere istanze, sì, e dare una prima risposta dal punto di vista come psicologo e dal punto di vista legale. Sì. Quindi un'assistenza. Sì, ripeto, ritorno al discorso di prima della speranza. È speranza perché questi lavoratori, queste imprese sostanzialmente non hanno più speranza, non c'è più speranza, ed è questo il tema. Arrivano per disperati. Esatto. E soprattutto c'è una enorme indifferenza. Quindi abbiamo chiuso imprese, sono state chiuse imprese, lavoratori licenziati, riduzione di reddito, sappiamo che ci sono lavoratori che vanno alla mensa dei poveri,
Purtroppo sì, avremo anche la Caritas qui che ci esatto. dà i numeri anche Quindi di questo significa, fenomeno. oltre al posto di lavoro, oltre al reddito, c'è anche una perdita di speranza, ed ecco il primo punto della nostra associazione. Quindi trovare un'istanza che queste persone trovino un luogo per poter anche esprimersi e dire la loro e farlo, e noi abbiamo pensato di farlo, che debbano farlo assieme. Questa sarà la prima fase. L'associazione nasce anche per far emergere delle responsabilità. Sì. Se un'impresa edile chiude nonostante abbia lavorato e avanza dei soldi, ha dei crediti nei confronti di una stazione appaltante, è anche giusto che se per caso questa stazione appaltante, per colpa di questa stazione appaltante, ci saranno dei gesti estremi, questa stazione appaltante deve assumersi una responsabilità. Compito dell'associazione è far emergere anche questo tipo di responsabilità. E qui ne parleremo perché ci sono appunto la stretta creditizia è uno dei problemi, ma l'altro sono anche i ritardi nei pagamenti. I ritardi nei pagamenti, il problema delle banche che troppo spesso hanno chiuso facilmente i crediti a favore di queste imprese, quindi un altro problema. Quindi significa avere imprese sane e avere nello stesso tempo lavoro e nello stesso tempo si chiudono le imprese. Io dopo torno da lei, possiamo concludere con l'ultimo punto che si propone l'associazione. L'associazione, la seconda parte è di creare una rete di solidarietà. Quindi la nostra associazione, quindi se da soli non si possono risolvere i problemi della singola persona, le diverse associazioni, i diversi soggetti creino una rete di solidarietà a partire dal coinvolgimento delle istituzioni, e dove come sindacato delle costruzioni chiederemo anche che il sistema della nostra bilateralità contrattuale intervenga nello stesso tempo. Tornerò da lei tra pochissimo. Elena. Paolo Bizzotto ha raccontato che cos'è Speranza al Lavoro, e vogliamo cominciare questa puntata proprio raccontando che cosa si sta facendo, che cosa si è fatto, perché non se ne parla chiaramente da qualche settimana, se ne parla da mesi. E allora io darei subito, intanto salutiamo il presidente di Confindustria Venezia che ci ha raggiunto, Luigi Brugnaro, grazie. Buonasera. Per essere qua, però darei la parola a Roberto Furlan, presidente della Camera di Commercio di Padova, che per primi avete sentito l'esigenza e capito e colto l'esigenza di creare una rete per questi soggetti, perché l'indifferenza, diceva Paolo Bizzotto, e la solitudine, aggiungerei, sono davvero le peggiori nemiche di questa situazione, di questi imprenditori. Allora, Furlan, come, perché avevate cominciato con un numero verde all'epoca, insomma? Sì, l'idea prende lo spunto da un'iniziativa che a Padova ha visto il tavolo della crisi, dove le istituzioni sono raccolte, Comune, Provincia, Camera di Commercio, sindacati, imprenditori, consumatori, hanno condiviso un'iniziativa comune riguardo attraversare la crisi. In quel momento ci si è resi conto che il problema non era solo quello di governare i processi legati ai sistemi imprenditoriali, ma anche di porre l'attenzione alle persone. Da quel momento quindi è partita un'iniziativa, stiamo parlando dei primi del 2010, in cui abbiamo pensato, attraverso un patto di questi soggetti, di realizzare una rete di ascolto e di protezione, in qualche modo molto simile a quella che è stata precedentemente descritta, in cui si doveva raccogliere le istanze e poi darne una risposta. Ai primi mesi del 2010 una serie di tragici eventi ha fatto precipitare un po' la situazione e è stato istituito come un momento di ascolto transitorio e straordinario il numero verde, che poi ha avuto risonanza anche in tutta Italia, perché nei primi giorni di contatto ci chiamavano da tutta Italia, abbiamo avuto i primi giorni addirittura 30, 40, 50 contatti. L'esperienza poi, dopo i primi 4 mesi nei quali c'è stata una grande afflusso di attenzione, ed è stata gestita attraverso un sistema di accolta delle richieste e successivamente con una rete di assistenza molto articolata, dove c'erano professionisti che parlavano degli aspetti fiscali, degli aspetti legali, degli aspetti di natura economica. Abbiamo intercettato più di 120 imprenditori nel giro di 4 mesi. E abbiamo con tutti dialogato e dato risposte, abbiamo preso in carico delle persone per qualche settimana, ma anche per archi temporali di 6 mesi, per dire quanto complessa era il tema sul quale ci siamo prodigati. Da allora
ha sempre funzionato la nostra rete di protezione, articolata, come dicono, in 2 livelli di ascolto e di assistenza. Assistenza anche economica, Furlan, quindi, o di consulenza? No, di consulenza. Intervenivamo utilizzando alcuni fondi, che erano i fondi d'Antusura, eccetera, eccetera, sempre però in limitate dimensioni. Anche oggi sta continuando a funzionare, ma diciamo che l'elemento di novità che è emerso è stato quello che nell'ultimo dicembre, quando ci siamo ritrovati col tavolo della crisi, di fronte ad una evoluzione ulteriore, riacquitirarsi del problema, l'intuizione che abbiamo in qualche modo messo insieme è stata quella di passare da una rete di solidarietà, ascolto e assistenza, che era stata poi alla fine affiancata da una serie di iniziative di altri soggetti come la Diocesi, la Caritas, eccetera, di strutturare una rete che fosse più mirata alle emergenze in generale, tra le quali anche le emergenze di natura economica. Cioè costituire quella rete delle reti che sarebbe stato il passo che ci consentiva di dare uno sviluppo ulteriore e più efficace al sistema. Questo nasceva anche dall'esperienza, l'ultimo inciso che le do, l'esperienza che era stata oggetto del tempo dell'alluvione. Sì. Quella rete che avevamo costituito per la funzione dell'anticrisi aveva funzionato benissimo come ombrello nel momento in cui a Padova eravamo stati colpiti dall'alluvione. E quindi si poteva quindi oggi ipotizzare di trasportarla anche cercando di trasformarla, di ampliarla e di lavorativo. rafforzarla. Certo. Grazie Furlan, dopo torneremo anche su qualche numero, magari anche su come siete intervenuti e quali risultati siete riusciti ad avere. Però abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera? Buonasera. Buonasera. Prego, da dove ci chiama? Chiamo da Padova. Sì. Da Padova. Sì, prego, l'ascoltiamo. Ecco, io volevo intervenire perché... Sì, la stiamo ascoltando. Sì, allora, vedo che, come sempre, la soluzione nessuno ha la ricetta per la soluzione, nel senso che si sta curando un malato che ha il cancro con aspirina e sia i politici sia i sindacati non vanno mai a fondo del problema, nel senso che questa crisi che sta uccidendo operai e imprenditori è partita da molto lontano, con l'entrata della Cina nel WTO, sta facendo morire i nostri imprenditori. Perché? Perché un imprenditore quando apre un'azienda si deve attenere a tantissime regole che vanno ad alzare il costo del lavoro. Quindi ha dei concorrenti che sono cinesi e indiani, dove queste cose non esistono. Un lavoratore in Cina e in India costa 70-100 euro al mese. Un imprenditore quando assume un lavoratore lo deve pagare fra stipendio e il resto va sui 2.000-2.200 euro al mese. Quindi gli imprenditori artigiani, diciamo, perché sono le piccole imprese che stanno morendo, non si sono resi conto e chi li doveva informare non ha fatto informazione. Qua è una cosa che sta distruggendo i lavoratori e sta distruggendo le aziende. Perché? Perché sia il sindacato e sia l'Endi, la Confartigianato, la Confcommercio, non hanno informato, non hanno detto guardate che sta succedendo questo. E adesso la gente si trova da sola, senza nessuna copertura, senza avere neanche in mente. Io ho partecipato a delle riunioni in cui c'erano dei lavoratori, dei pensionati, i quali quando sentivano parlare dell'India, della Cina, del WTO, della globalizzazione, non sapevano niente, non sapevano che sono entrati nel mondo del lavoro 2 miliardi e mezzo di persone che sono degli schiavi, sono entrati 2 miliardi e mezzo di persone di schiavi, dove tutti vanno a produrre là, dove tutte le imprese sono andate a produrre. Io faccio qui la Bialetti, chiarissimo. Senza lavoratori. Lei scusi se la interrompo, ma i tempi poi stringono un po'. Lei è un imprenditore, un lavoratore, un dipendente, è un sindacalista? Possiamo capire da che mondo arriva, insomma, giusto per... Segue questo problema da diversi anni. Degli anziani, ho capito. Come si chiama lei? Anni e purtroppo c'è solo qualcuno che lo sta parlando.
faccio un certo, no, gli anziani è un altro problema grosso, questa sera magari cerchiamo di concentrarci sui lavoratori e sugli imprenditori, altrimenti dovremo aprire effettivamente altri scenari che però c'è un po' difficile. Noi la ringraziamo, grazie per gli spunti che ci ha dato. Allora io stravolgerei, Cristina, se permetti un attimo, certo. torniamo dopo sulle testimonianze di quanto si sta facendo, però vorrei sentire Franca Porto e Luigi Brugnaro. La crisi è partita da lontano, non è partita 2 mesi fa, questo è il succo del discorso della telefonata. Ecco. Da dove siamo partiti per arrivare a dove siamo oggi in realtà? Qual è stato un po' il percorso? Chiaramente in sintesi, lo so che è difficile, ma da dove è partita questa situazione? Non c'è dubbio che la crisi è partita da lontano, però bisogna capire di cosa stiamo parlando, perché siamo in crisi noi qui, adesso, mentre c'è una fetta enorme di mondo che sta crescendo, non solo la Cina che si evoca continuamente, il Sud America, i paesi dell'Est. Eravamo abituati a vivere in un mondo in cui molte cose, quasi tutte, dipendevano da noi e noi siamo cresciuti moltissimo negli ultimi 50 anni. Adesso viviamo in un mondo molto più grande in cui miliardi, non milioni di persone, stanno facendo esattamente quello che milioni di veneti hanno fatto negli ultimi 50 anni, cioè lavorano per stare meglio. Allora qui c'è la questione cruciale per affrontare il cambiamento in cui siamo. Noi vivremo del lavoro, non si può accettare l'idea che di fronte a questo cambiamento ci arrendiamo. Il Veneto è una terra di grandi lavoratori, di gente che ha fatto impresa, di gente che col proprio lavoro dipendente ha permesso la ricchezza, di gente che ha saputo e sa fare sacrifici. Bisogna tornare a costruire un'idea di futuro. Si possono fare molte cose, devono essere fatte in fretta perché noi vogliamo vivere del lavoro. La crisi c'è in atto un processo di impoverimento materiale rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. Bene, affrontiamola, ognuno per le responsabilità che ha, perché noi vogliamo vivere del lavoro. Certo. Brugnaro, ad essere colpite dalla morsa della crisi sono soprattutto, lo diceva anche questa telefonata, le piccole e medie imprese. La grossa industria certo ha una flessione, certo ha purtroppo ridimensionato le produzioni e lasciato a casa molti dipendenti, però non chiude fondamentalmente, chiudono le piccole e medie imprese, gli artigiani. La telefonata parlava di pressione contributiva, pressione fiscale e di costo della manodopera. Ecco, da dove è partita per voi in questo caso questa crisi? Beh, è partita sicuramente dai processi di globalizzazione. È indubbio che una parte importante del mondo si è affacciata e ha preteso, insomma, quello che noi abbiamo avuto quasi per diritto. Insomma, la mia generazione non ha conosciuto diciamo, le difficoltà che probabilmente ha conosciuto la generazione di prima, perché è probabile che un po' ci siamo un po' rammolliti, insomma, in generale dico questo. E nel frattempo in altri posti dove sicuramente i diritti piuttosto che anche tutta una serie di valori legati anche alla persona e all'ambiente soprattutto, dentro a un quadro di quasi assenza di tutele, hanno fatto sì che in questi mondi ci fosse un'accelerazione di sfruttamento anche probabilmente di speculazioni che nel tempo troveranno anche loro delle soluzioni, probabilmente quelle che noi stiamo vivendo in qualche modo oggi. Noi siamo a un bivio, possiamo scegliere due cose: o ci piangiamo addosso tutti quanti, e allora qui chi piange di più ha più ragione, raccoglie più consensi, oppure ci mettiamo con l'elmetto in testa, come magari quelli che sono da qualche anno già lo fanno, e non hanno parenti, non hanno amici, e soprattutto non hanno tessere politiche, e conquistano i mercati del mondo. Allora, io sono evidentemente per la seconda soluzione, anche perché la prima non mi si addice e non mi si aggrada. Allora, oggi parliamo di una situazione molto triste, triste perché ha due livelli secondo me di tensione che io sento fortissima. Quella emotiva legata alle persone, che è la prima cosa, ed è una cosa che amareggia persone che hanno sempre avuto nella loro dignità, nel loro lavoro, dover appunto sentire che non hanno più speranza. È una questione che mi rende come persona prima che come imprenditore. La seconda cosa è la rabbia di dover scoprire, dover far scoprire, dover ricordare che queste testimonianze, attenzione, adesso parlavamo degli imprenditori ma anche i lavoratori, certo, per cui le persone in sostanza, arrivano a togliersi la vita
perché alla fine gli sembra che venga meno il loro onore, il rispetto della loro... E allora la dico... fatica di una vita, no? Anche la fatica di una vita, ma anche un crollo di valori. Ma credo che non sia soltanto un problema di perdita di cose, ma proprio perdita di dignità. Certo. E non accettano la perdita di dignità. Questo è un passaggio su cui vorrei spendere poi una parola. La cosa ancora che mi fa più rabbia è dover dire che c'è l'importanza dell'impresa, tra l'altro qui una sede di un sindacato che lo sa benissimo, per cui lo stiamo dicendo appunto insieme, l'importanza dell'impresa come valore di comunità, di persone che lavorano assieme con ruoli distinti evidentemente, assolutamente, ma con un obiettivo. Dobbiamo rifocalizzare gli obiettivi. L'ultimo passaggio legato alla parte psicologica, e qua credo che dovremmo fare tutti un percorso, secondo me, assieme di chiarimento su questo. Perché una persona arriva a togliersi la vita? Perché un imprenditore, dico adesso, ma probabilmente il lavoratore? Perché probabilmente dobbiamo tutti noi, un Veneto cattolico, fare un ragionamento sull'accettazione della sconfitta, non come un disvalore, ma come dei passaggi che nella vita possono succedere. Noi tutti siamo incolpevoli, moralmente colpevoli, perché spesso e volentieri confondiamo l'insuccesso, la sconfitta, in questo caso il fallimento, con un valore morale che è quello della insipienza e spesso anche della disonestà. Cosa peraltro assolutamente non vera, da dire con molta chiarezza. Una persona che fallisce non è automaticamente un disonesto o un ladro. Certo, no, ma questa cosa moralmente la dobbiamo dire, perché allora riusciamo a salvare quelle persone che magari ci stanno ascoltando e che stanno pensando che non riescono ad avere il fido in banca per motivi che poi possiamo approfondire, lo faremo, lo Stato, chi non paga, perché poi qui adesso le responsabilità poi le cercheremo, ma in questo momento dobbiamo far fronte comune alle emergenze. E dico a quelle persone che magari anche solo una dovesse essere questo, ma almeno abbiamo fatto una trasmissione secondo me importante, non vada dagli strozzini, non vada dalle persone che gli propongono scelte fuori da quello che è una legittimità di comportamento. Preferisca la strada della legalità, prenda i libri, li porta in tribunale, dichiari il fallimento, sappia che in Confindustria troverà le persone che potranno dirgli: tu hai fallito, come quando io sbaglio una partita o non vado sull'Everest perché c'è la neve, ma non sei un ladro e non sarai mai un ladro, e puoi andare in giro a testa alta. Dovremmo invece pensare, come facciamo per i lavoratori, a dei percorsi di ricollocamento anche degli imprenditori, perché sono persone. Certo, beh, ecco, tra l'altro qui si può anche dire che sono emersi dei dati proprio ultimamente riguardo al problema di quanti imprenditori si sentono costretti in qualche modo a chiedere aiuto al mondo dell'usura, e questo provoca anche infiltrazioni di una certa illegalità nel mondo dell'economia che sta contagiando anche il nostro Veneto, quindi poi il problema diventa globale. Noi ci fermiamo un momento, Elena. Ricordiamo i numeri, magari Cristina? Certo, 340 94 34 843 per chiamarci in diretto, oppure 392 666 0099 per mandarci gli SMS. Ed eccoci, siamo sempre qui in diretta, lo voglio ricordare, con il nostro talk Fatti Nostri la Piazza, presso la sede della CISL di Mestre, quindi della CISL del Veneto, che è diventata anche la sede dell'associazione nata proprio qualche giorno fa, Speranza al Lavoro, un'associazione che ha per presidente e fondatrice Laura Tamiozzo, una giovane ragazza rimasta orfana di suo padre, appunto, che purtroppo, in preda alle grossissime difficoltà finanziarie, ha deciso di togliersi la vita, e di questo parliamo stasera. Morire di lavoro è il titolo della nostra trasmissione, ma noi cerchiamo di capire le cause che ci hanno portato a questa situazione veramente drammatica che riguarda il Veneto, ma naturalmente tutta l'Italia, ma anche come rispondere a queste difficoltà. Ci sono risposte che arrivano dal territorio, dalle categorie sociali ed economiche, dai comuni, dalle singole persone, risposte che appunto danno assistenza a chi si trova in difficoltà. Se avete qualcosa da chiedere, se avete delle proposte da fare, io ricordo che potete telefonarci in trasmissione oppure mandarci degli SMS al 392 666 0099. Nel frattempo ne sono già arrivati di messaggi, e sono messaggi provocatori, molto, molto polemici, Elena, perché appunto il primo dice: perché le banche, che hanno tante responsabilità nella crisi, non aiutano le aziende e nemmeno le famiglie? E poi un altro: noi abbiamo sempre lavorato onestamente, ma i frutti di questo lavoro se li sono mangiati gli altri.
altri. E infine sulla globalizzazione di cui parlavamo un poco fa, ve l'avevamo detto 15 anni fa che questa globalizzazione non andava e avete risposto che era la modernità. Quindi insomma Elena, sono abbastanza arrabbiati gli ascoltatori che ci seguono in questo momento perché la situazione è proprio difficile. Forse Paolo Zabeo della CGIA di Mestre può confermarcelo con i dati. Sì, ecco, però io non partirei troppo da lontano, il mondialismo, l'economia, la globalizzazione. Credo che l'imprenditore agricolo di Altivole che si è suicidato 10 giorni fa poco avesse a che fare con le cause che l'hanno portato a fare questo gesto estremo, piuttosto che al falegname di Noventa di Piave. Per carità, c'è un clima generale, una crisi potentissima, eccetera, però io credo che ci sia qualcosa che non va, che il sistema sostanzialmente stia scricchiolando, perché alcuni aspetti gridano vendetta. Cioè, prima si parlava di solitudine e quant'altro, è vero, però almeno noi abbiamo notato che per quanto riguarda questi tristi fenomeni che hanno colpito gli imprenditori ma anche i lavoratori dipendenti, ci sia un filo rosso che metaforicamente unisce tutte queste tragedie, che è il senso di ingiustizia che hanno vissuto questi imprenditori, queste persone. Ingiustizia perché magari i tuoi committenti ti pagano dopo 180, 220, 300 giorni e tu nel frattempo hai consegnato la merce, devi pagare i dipendenti, devi pagare praticamente le tasse, i contributi, non hai soldi per farlo. Ingiustizia perché magari la banca ti chiede di rientrare dalla sera alla mattina, anche se tu sei in una situazione tutto sommato abbastanza solida, ma hai una situazione tipica delle nostre aziende, essere sottocapitalizzata con poca liquidità, quindi vai in difficoltà. Un senso di giustizia nei confronti del fisco, perché tu pur consegnando la merce, facendo una fattura, a distanza di 30 giorni, se non hai la scadenza trimestrale, devi comunque pagare l'IVA allo Stato, pur non avendo praticamente incassato i soldi. E quindi capite benissimo che questa situazione o la si prende dalla testa o difficilmente se ne veniamo a capo. Noi da qualche anno stiamo combattendo contro la stretta creditizia, anche qua attenzione a generalizzare che praticamente siamo di fronte a una chiusura dei rubinetti del credito, per alcuni, cioè per la stragrande maggioranza dei piccoli, ma per le grandi imprese non è così. L'erogazione del credito per le grandi imprese è in aumento, soprattutto per le imprese pubbliche. Forse dobbiamo chiederci e fare una battaglia, unirci tutti per capire che c'è qualcuno che ci urla sul manico. Quando praticamente le grandi imprese private, perché poi non è solo un problema del pubblico, è anche un problema del privato, ti pagano con scadenze lunghe e ti mettono e sostanzialmente ti vincolano a lavorare per loro, perché queste sono le condizioni oppure no, questa è una forma di abuso di posizione dominante che è inaccettabile. Qui è intervenuta una direttiva europea che l'Italia deve ancora recepire, che stabilisce ad esempio che i tempi di pagamento tra la pubblica amministrazione e le aziende private deve venire entro 30 giorni. Ecco, c'è anche la proposta di fare una blacklist delle amministrazioni pubbliche europee per dire sono appunto la lista nera delle amministrazioni che non pagano. Se vogliamo scherzare, è una proposta che è arrivata qualche giorno fa. Il problema è fare una legge a livello nazionale, visto che c'è una direttiva europea che ce l'impone, per porre le condizioni che la gente venga pagata in tempi ragionevoli. Mi pare una roba abbastanza logica, c'entra poco con la globalizzazione, il mondialismo e le grandi sim degli anni 70, c'entra poco. Cioè, sembrano cose abbastanza banali, in realtà non lo sono. Nel frattempo le tragedie aumentano, la crisi si fa sempre più pesante e morde. Fortunatamente però ci sono anche dei segnali positivi. Nel senso che la Regione Veneto ha messo in campo delle risposte importanti, un fondo di dotazione di 350 milioni, che può consentire alle aziende che hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione e altre aziende di poter accedere a questo fondo, quindi in qualche modo di ricevere liquidità in tempi rapidi, ma soprattutto sotto il nostro incalzare da qualche mese che andiamo battendo tutte un po' le porte, stiamo facendo il giro delle 7 chiese, abbiamo chiesto sostanzialmente che la Regione intervenga con un fondo, diciamo così, per i casi disperati, quelli che appunto abbiamo visto che si sono tolti la vita, non per cifre iperboliche, ma perché la banca magari non gli dava i 3, 5, 10 mila euro. Devo ringraziare qui la Regione Veneto, in particolar modo l'assessore Coppola, che si è spesa, ha istituito un fondo, diciamo così, di solidarietà di 6 milioni di euro, che attraverso il meccanismo di consorzi fidi consentirà ai piccoli che si trovano in difficoltà, che le banche non gli danno i soldi perché magari sono anche nelle condizioni di non riceverlo, ma sono però gente che ha bisogno di ossigeno per rimanere in piedi, possono attraverso la garanzia dei consorzi fidi accedere a questi fondi e quindi avere un po' di liquidità per venire fuori da questa situazione di crisi.
Grazie Paolo, poi torniamo anche su qualche numero. Mentre chiedo alla regia di provare a contattare proprio l'assessore Isi Coppola, chiamata in causa da Paolo Zabeo, io vorrei dare però la parola a Tiziano Cenedese, che è presidente di Centromarca Banca, una banca di credito cooperativo, tra l'altro presidente della fondazione delle banche di credito cooperativo della provincia di Treviso, quindi siete stati chiamati in causa più volte. Abbiamo sentito che il credito alle grosse aziende non manca o difficilmente viene negato. Sono proprio le piccole e medie imprese, gli artigiani, gli imprenditori agricoli che hanno le maggiori difficoltà. Allora capiamo che cosa succede quando vengono da voi a dire che sono in una situazione difficile. Beh, innanzitutto parlare di banche tout court è un termine troppo generalista. Io mi permetto di... Il tema è troppo delicato e drammatico per banalizzare la questione. Le banche non erogano credito. Una grande distinzione, una premessa va fatta. Io presiedo la Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo di Treviso, ma posso parlare per tutti i nostri colleghi della Regione Veneto e comunque d'Italia. Una grande distinzione va fatta, e questa lo dico pur non conoscendo tutta la realtà nazionale, qualche errore ci può essere stato ovviamente, ma c'è una grossa differenza da far banca in senso tradizionale o diciamo nel senso classico del termine a fare banca di credito cooperativo. Perché voi ce l'avete un po' nella mission, quella di aiutare mi ha il rubato la territorio, parola, nel senso, se qualcuno si prende la briga di andare a vedere l'articolo secondo del nostro statuto, non il nostro personale, ma di tutte le BCC d'Italia, si capisce che cosa stiamo facendo. Noi non abbiamo scopi speculativi, facciamo cooperazione, educhiamo a risparmio. Domani mattina andiamo a distribuire dei soldi a delle scuole proprio perché stiamo cercando di formare i ragazzi all'educazione al risparmio. Quindi per noi dire non eroghiamo, lo rifiutiamo anche perché abbiamo terminato un'ora fa una importante riunione con tutti i dipendenti dove abbiamo mostrato i dati delle nostre banche, dove le nostre banche hanno dati positivi. Lasciamo perdere, c'è qualche realtà ovviamente che potrebbe avere delle difficoltà, ma questa è una difficoltà di economia, come le hanno le imprese, e le banche sono imprese. Noi siamo un'impresa particolare perché siamo una cooperativa, abbiamo appena finito di dire che non abbiamo scopo speculativo, non accantoniamo utili per distribuire ai nostri soci, li dobbiamo ridistribuire nel territorio attraverso la contribuzione, attraverso... Ma quindi, scusi se la interrompo, l'abbiamo capito che in realtà le banche di credito cooperativo ce l'hanno questo nel DNA di essere vicino al territorio. È un problema quindi del sistema bancario tradizionale, chiamiamolo così? Cioè, perché non si riesce ad esportare il vostro operato? Quello che ho anche... appena detto, ovviamente abbiamo obiettivi diversi. Però attenzione... Quindi lei conferma che però nel sistema tradizionale bancario queste difficoltà ci sono, queste chiusure ci sono in un certo senso. Sì, però adesso non voglio spezzare lance particolari, non ne hanno certo bisogno i grandi istituti. Però attenzione, il problema, oppure l'errore, diciamo così, non è del grande istituto, c'è un errore di fondo che tutti sottacciano. Tra l'altro io ero a Roma l'altro ieri, mi sono messo a discutere con un politico che appunto discuteva delle famose erogazioni della BCE, perché non eroga, ma insomma strano proprio da questo importante politico non si riesca a capire che il problema è sistemico, cioè è di tutta l'economia, e adesso dire è facile perché attaccare le banche rappresentano comunque un potere forte, questo è indubbio. Per cui, ed è l'ultimo anello, diciamo, a cui ci si rivolge per poter, e quindi appare come coloro che negando il credito poi sono le responsabili Ecco, io questo non lo ritengo, è solo uno dei tasselli che va discusso. Ci vuole un tavolo comune, ma credo che ormai, attenzione, a parte gli effetti annuncio dalla parte politica, vedo che tutte le associazioni ormai condividono un tavolo comune su questo argomento. Sì, abbiamo in linea, non so se l'assessore Isi Coppola. Buonasera assessore. Buonasera a tutti voi. Buonasera a lei. Cristina.
Allora, sì, grazie per essere intervenuta anche insomma proprio così all'ultimo minuto, ma volevamo capire esattamente che cosa cambia. Sembra che la notizia sia molto importante per gli imprenditori, cioè voi avete insomma deliberato, lo chiamate fondo antisuicidi, l'avete fatto apposta, di cosa si tratta? Non esattamente, io lo chiamo fondo anticrisi perché non vorrei avere un approccio così forte rispetto a un provvedimento regionale. Ecco, di cosa si tratta esattamente, a quanto ammonta e poi come pensate appunto di farlo funzionare, di erogare questi contributi? Allora, di fatto questo fondo si avvale di una gran parte dei fondi di rotazione che sono presso la nostra finanziaria che è Veneto Sviluppo, dove noi abbiamo a disposizione circa un plafond di 700 milioni di euro di fondi di rotazione per gli investimenti. Riteniamo ragionevolmente che la metà possa essere messa a disposizione. E quindi abbiamo innanzitutto organizzato una sorta di task force, ci saranno 4 dirigenti tra la Regione Veneto e Veneto Sviluppo, che poi insomma è sempre regionale, che saranno assolutamente a disposizione delle imprese, oltre a un numero verde che partirà la prossima settimana. E cosa potranno avere di fatto? Un intervento immediato su quello che oggi è di maggiore necessità per le nostre imprese, che è la liquidità, quindi non solo per quanto loro hanno di credito nei confronti per esempio delle pubbliche amministrazioni. In questo caso non parlo della Regione perché noi abbiamo un ulteriore provvedimento che ci permette appunto di, in questo caso per i crediti, o meglio i debiti che noi abbiamo nei confronti delle imprese, di poter far fronte in altro modo, ma non voglio entrare in questo, quindi crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, crediti nei confronti anche dei propri clienti, anche arretrati di circa 18 mesi rispetto al momento in cui si chiede l'intervento. E poi novità assoluta di fatto è anche poter, dietro semplice presentazione di un contratto firmato da ambe le parti, intervenire sulla liquidità, ad esempio per l'approvvigionamento di materia prima. Sappiamo bene che alcuni imprenditori di fatto non riescono a far fronte anche a importanti commesse proprio perché magari già esposti in banca non possono acquistare di fatto la materia prima e quindi perdono la commessa, perdono di fatto il lavoro, perdono anche la possibilità di mantenere ovviamente posti di lavoro. Quindi se abbiamo ben capito, Assessore, per spiegare un po' anche a chi ci segue da casa che magari insomma per lui è una buona notizia, per tutti coloro che si trovano in difficoltà, e sono gli imprenditori che hanno appunto dei crediti con le pubbliche amministrazioni e anche con i privati. Diciamo generalmente così, in maniera più semplice, tutti gli imprenditori che hanno ovviamente necessità di liquidità, ecco, e che non ne possono ricevere, non riescono a farne fronte perché sono già esposti in banca in maniera importante. Peraltro su questo poi noi possiamo abbinare il fondo di garanzia e di cogaranzia che arriva tra un 50 e l'80% di copertura, questo utilizzando anche poi tutto il sistema dei confidi che noi abbiamo sin dall'inizio della crisi, già nell'ottobre del 2008, continuato a supportare con appunto risorse regionali e anche con fondi europei, proprio per dare la possibilità di poter fare delle garanzie, dare garanzie alle imprese anche a fronte di esposizioni che magari le banche non vogliono assolutamente affrontare. Ecco, io credo che davanti a questi provvedimenti non ci sia più la possibilità di ovviamente avere delle risposte negative dal mondo delle banche, perché a fronte di garanzie fino all'80% e a fronte di risorse che vengono messe a disposizione della Regione, io credo che finalmente, insomma, una mano sul cuore, per non dire anche perché poi il 95% sarebbe bene che fosse messa. Anche perché il 95% insomma, degli istituti di credito si affiglia poi a Veneto Sviluppo e quindi dovrebbe esserci questa intesa diretta. Assessore, mi permetta di fare un po' l'avvocato del diavolo, ma come mai adesso sono stati, diciamo, sbloccati, anche se non è il termine corretto, questi fondi,
e non magari 6 mesi fa, piuttosto che in un altro momento guardi, in cui si poteva evitare qualche chiusura, magari. Provvedimenti anticrisi ce ne sono sempre stati, in questi anni si sono susseguiti peraltro con altri provvedimenti. Questo è stato di fatto una rivisitazione di alcune misure già intraprese a suo tempo, che erano comunque attive, rinovellate per l'anno 2012-2013. L'unica vera novità è stata introdotta appunto per l'anticipo anche delle risorse per le commesse, ma per tutto il resto, quindi per tutto ciò che riguardava crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e quant'altro, insomma, come dicevo prima, c'è sempre stata una disponibilità di provvedimento, certo non così corredato da task force, da numero verde, da disponibilità ovviamente dedicate anche in termini dei nostri dirigenti, quindi dei nostri dipendenti. Certo. Noi la ringraziamo, Assessore. Ancora per essere ancora più semplice, un imprenditore basta che si rivolga alla sua banca, quindi portando naturalmente tutta la documentazione. Si può rivolgere alla sua banca, si può rivolgere a Veneto Sviluppo, si può rivolgere al nostro numero verde che lo faremo la prossima settimana, si può rivolgere a tutti i numeri della Regione, perché ci sarà sempre qualcuno, anche al numero verde, che risponderà, che non è una segreteria telefonica, ma è veramente in carne ed ossa un nostro funzionario. Certo. Grazie Assessore Isi Coppola per questo intervento veramente in extremis, perché poi la notizia di questi giorni, quindi ci premeva insomma averla ospite, anche se non fisicamente. Grazie a voi, grazie a voi. L'importante è appunto che l'informazione arrivi al cuore dell'impresa e dell'imprenditore, perché a volte ci sono talmente tanti filtri che l'imprenditore in qualche modo si sente solo davanti a tante necessità e a momenti così difficili da affrontare. Noi vogliamo essere accanto ai nostri imprenditori, come lo siamo nei tempi migliori, anche oggi nelle difficoltà. Certo. Grazie ancora, grazie, buona serata. Grazie all'assessore. Grazie all'assessore Isi Coppola. E nel frattempo, Elena, è arrivato un messaggio che ci dice: ma cosa sta dicendo il banchiere? Si riferiva appunto a Tiziano bancario. Ci sono alcune banche che sono in grande difficoltà, quindi insomma la situazione appunto delle banche italiane su cui siamo ritornati poco fa. Tiziano, la faccio rispondere subito. Volevo però un commento a caldo. È una buona notizia questa del fondo anticrisi della Regione, e allora invitiamo ad accedere a questi fondi, anche se non sono fondi a fondo perduto naturalmente, ma vanno restituiti, poi magari lo chiariamo, entro 5 anni a tasso zero, certo, però insomma sono soldi che poi vanno ritornati, chiaramente un anticipo, un finanziamento, però un buon segnale. Questa è una buona notizia e contrariamente a altri provvedimenti devo dire che c'è stata anche la capacità di essere veloci, di fare presto nel dare questa risposta. Da sola non è sufficiente, deve essere chiaro. Deve essere chiaro che molti dei contenuti che abbiamo discusso e convenuto e che adesso spero diventino in questi giorni il protocollo del patto per lo sviluppo sono un'altra parte molto importante. E poi bisogna aver chiaro che le difficoltà, il cambiamento, la crisi che abbiamo di fronte sono inedite e quindi hanno bisogno di risposte inedite. Per esempio bisogna aver chiaro che bisogna ricreare condizioni di crescita per poter disporre di risorse che generino lavoro, sostengano le imprese, quindi ci sono molte cose da fare. Quindi c'è ancora da fare, la interrompo solo perché abbiamo una telefonata e ci spiace far attendere chi chiama da casa. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Samantha da Spreviano. Salve Samantha, prego. Io volevo chiedere all'assessore di quello che ha appena parlato, l'assessore della Regione Veneto. Io sono una mamma disperata perché ho perso da poco mio marito per colpa della crisi. Abbiamo perso tutti e due il lavoro e abbiamo 2 bambini piccoli da mantenere. Sono sola, io ho perso lavoro appena entrato la seconda gravidanza della mia bambina
e il mio responsabile mi ha licenziato perché non poteva più prendermi su come part-time. Io volevo chiedere come dovevo fare per avere un piccolo aiuto. Samantha, voi siete entrambi dipendenti, quindi eravate entrambi lavoratori dipendenti? Sì. Entrambi, Sì, sia lei che suo marito? Sì. E entrambi avete perso il lavoro, quindi? Sì. Samantha, l'assessore Coppola era in collegamento telefonico, però qui abbiamo il segretario generale di un sindacato importante e io farei rispondere a lei. Voleva aggiungere qualcosa, Samantha? La sentivo... no. Era Da dove ci chiama? Da Spresiano, sempre nel Trevigiano. Samantha, facciamo rispondere a Franca Porto, lei rimanga in ascolto e poi magari cerchiamo di dare anche i numeri di un progetto che si chiama Progetto Penelope, ma lei rimanga in ascolto, poi un numero utile glielo diamo sicuramente, però Franca Porto. Signora, lei lasci il suo numero di telefono, i suoi riferimenti alla operatrice, all'operatore a cui ha chiamato qui. E se è d'accordo e domani è sabato, ma troveremo di sicuro qualcuno lo stesso, la facciamo contattare da qualcuno del nostro sindacato, non per prometterle una soluzione dei problemi, ma per capire quali sono i problemi che avete e insieme cercare una soluzione. Quindi lei, se desidera seguire questo suggerimento, lasci il suo numero di telefono all'operatrice o all'operatore televisivo e poi la contatteremo come CISL. Grazie Franca. Samantha, lasci il suo numero al collega che ha risposto alla sua telefonata. Io dopo torniamo anche da Tiziano Ceredese, mi permetta, le chiedo di passare il microfono a Gian Mario Bozzo, che è l'operatore di un progetto che si chiama Progetto Penelope. Cogliamo l'occasione della telefonata della signora Samantha e della difficoltà che lei ha drammaticamente condiviso con noi questa sera, per parlare di questo progetto che è rivolto sia agli imprenditori, ma insomma è coordinato dalla Caritas e quindi aperto anche alle altre persone che sono in difficoltà. Allora, come Caritas della diocesi di Treviso, nel 2009 abbiamo attivato un progetto di microcredito che ha mutuato l'esperienza fatta nella diocesi di Vicenza. Da questo progetto, utilizzando l'esperienza fatta dalla Camera di Commercio di Padova, un anno fa abbiamo cominciato a riflettere sulla realizzazione di un progetto che si chiama Progetto Penelope, che è di fatto un centro d'ascolto per microimprenditori in difficoltà. Nel senso che come Caritas noi chiaramente non possiamo sostituirci alle altre grandi associazioni, però è importante che siamo riusciti a coinvolgere 12 associazioni del territorio, a cominciare dalla Camera di Commercio, un'industria, Confartigianato, Confcommercio, CNA, il Rotary, Lucid, la provincia di Treviso e mi scuso se la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo. E con questo progetto abbiamo deciso, tenendo conto anche delle considerazioni già svolte prima dal Presidente Brugnaro, dal Presidente della Camera di Commercio di Padova, del fatto che effettivamente in una regione che ha fatto del lavoro la nuova religione, l'imprenditore in difficoltà crede che sia precipitato tutto il mondo e quindi l'aspetto dignità, l'aspetto vergogna, l'aspetto perdita dell'onore è diventato un fattore importante che però prevede soluzioni drammatiche che come Caritas non riteniamo di poter veder passare in maniera indifferente. Inosservata. E allora questo progetto al quale abbiamo dedicato abbastanza tempo per riflettere, anche adesso l'abbiamo avviato dal 1° di febbraio, ma siamo ancora in una fase di avviamento pilota, perché siamo molto prudenti nel promettere cose che non siamo in grado di promettere. Intendo dire che noi soldi non ne abbiamo, noi siamo disponibili ad accogliere la persona, il singolo, la coppia che si presenta, per intanto cominciare a offrire questo ascolto di rispetto e ascolto di fiducia, perché spesso la gente che arriva da noi è gente che si è trovata sbarrata a tutte le porte.
Cioè, chissà perché noi ci troviamo in una situazione in cui a una situazione di difficoltà personale il sistema di relazioni reagisce chiudendo porte e addirittura rifiutando i contatti. Certo. C'è l'indifferenza di cui si parlava prima. Allora, in questo progetto abbiamo un filtro che è rappresentato da un'equipe di psicologi che prende la prima chiamata, dopodiché con coppie di operatori fiduciari accogliamo l'imprenditore in difficoltà, preferiamo operare in coppia perché esiste un problema di dinamica che si deve realizzare. Non tutti abbiamo la stessa capacità di entrare in sintonia, ma abbiamo l'esigenza di aiutare la persona a esprimersi, quindi quando si presenta un'imprenditrice donna preferiamo che ci sia sempre una donna assieme, e con questo avevamo ipotizzato di fare dei colloqui iniziali da 1 ora, abbiamo visto che non è assolutamente sufficiente, quindi arriviamo a colloqui anche di 3 ore, alla fine delle quali però noi offriamo un percorso che preveda sia un supporto di natura psicologica che un supporto di natura più tecnica, per cui abbiamo il commercialista piuttosto che l'avvocato, piuttosto che queste cose. Certo, uno staff quindi completo. La interrompo, torniamo tra pochissimo perché abbiamo delle esigenze anche tempistiche di pubblicità. Stavamo parlando del progetto Penelope, ci ritorniamo tra pochissimo ancora su che cosa si sta facendo quindi per supportare queste realtà. A tra poco. Eccoci tornati qui nel nostro talk Fatti Nostri la Piazza. Morire di lavoro è il titolo di questa trasmissione che stiamo realizzando, lo ricordo, in diretta dalla sede della CISL del Veneto di Via Piave. Il tema sono appunto le difficoltà finanziarie che ormai stanno rendendo appunto un problema comune sia agli imprenditori sia ai lavoratori dipendenti, sia naturalmente a chi il lavoro purtroppo non ce l'ha. Noi abbiamo ricevuto molti messaggi, ricordo ancora una volta il numero per intervenire in trasmissione: 392 666 0099 per mandarci i vostri sms. Alcuni sono un po' provocatori, sono un po' polemici rispetto anche soprattutto al discorso delle banche, della stretta creditizia. Ne leggo qualcuno: ma lo sapete quali sono i tempi medi per accedere mediamente a un fondo di Veneto Sviluppo? Ci sono aziende che aspettano da più di 6 mesi. Questo messaggio in riferimento appunto alla notizia che abbiamo dato poco fa insieme all'assessore Isicoppola del nuovo fondo che è stato deliberato dalla Regione. E poi un altro: sono anni che esistono i fondi della Veneto Sviluppo, solo le banche di credito cooperativo li consigliano, alle grandi banche non conviene, hanno tassi troppo buoni. E infine ne leggo un ultimo: ma lo sapete che moltissime banche non vogliono fare operazioni Veneto Sviluppo perché ci sono spread troppo bassi, altro che aiuti alle imprese. Questo magari chiediamo un commento appunto a Tiziano Cenedesi tra pochissimo. Io però vorrei chiedere anche al signor Gianmario Bozzo, operatore del progetto Penelope, di finire di spiegare come funziona questo progetto che va proprio incontro agli imprenditori in difficoltà. Allora, noi siamo partiti a febbraio, finora abbiamo avuto 10 casi di imprenditori, e anche qui il concetto di imprenditore, visto che noi ci rivolgiamo ai microimprenditori, è abbastanza vago, nel senso che qualcuno si qualifica imprenditore anche se per uscire da una situazione di perdita di lavoro si inventa una impresa che però ha grossa difficoltà a stare in piedi. Però di fatto noi intendiamo offrire questo aiuto, e quello che è positivo e che mi sembra un aspetto importante da sottolineare: noi viviamo in un territorio dove, almeno in provincia di Treviso, le associazioni che hanno partecipato sono consapevoli che da questa crisi si esce soltanto stabilendo una rete di relazioni. Cioè, ormai qui la Caritas da sola si è resa conto che non è più in condizione di fornire un aiuto a chi viene a chiedere aiuto per problemi di questa natura. È soltanto una rete che attiva la solidarietà dei diversi soggetti sociali ed economici che garantisce una prospettiva
futura. Abbiamo la fortuna di aver attivato tra 30 e 40 operatori fiduciari e esperti che si rendono disponibili, persone con grosse professionalità, e vediamo che esiste una grossa volontà di dare una mano. Quindi per chi ha bisogno di questo aiuto si può rivolgere alla Caritas di Treviso e quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Grazie Bozzo, è quindi un progetto di indirizzo soprattutto, di consultazione, di ascolto e di indirizzo poi. Certo. Alla persona, non sei solo, tu imprenditore in difficoltà, anche se ti trovi in una situazione di non sostenibilità, esprimi comunque dei talenti, esprimi un valore che possono essere impiegati nel territorio. Noi vogliamo darti la fiducia e magari far emergere le tue competenze che potrebbero essere utilmente impiegate in un altro contesto. Certo, a volte davvero basta anche riattivare una sorta di fiducia in se stessi e di autostima. Franca Porto, so che voleva commentare un po'. Sì, volevo dire una cosa, perché essendo, come voi immaginate, in questi ultimi anni costantemente a contatto con persone, uomini e donne, che perdono il posto di lavoro o rischiano di perdere il posto di lavoro e che vivono quindi non solo con 800 euro, con 900 euro al mese, ma anche con questa tragedia interiore che è quella di non sapere se possono tornare a lavorare o se trovano un altro lavoro dopo. Mi viene da dire che lì io sto vedendo in questo periodo la forza, quella forza che passa anche attraverso la disperazione, ma che si trasforma in qualcosa che è volontà di ricostruire. Allora io credo che sia molto importante, determinante affrontare la questione di questa ondata di tragici suicidi da parte degli imprenditori, perché fare impresa è indispensabile. Ma guardate, in questa terra ci sono ormai mi tocca dire migliaia di persone che sono in una situazione di difficoltà perché non hanno più il reddito che avevano prima e non riescono a vedere la possibilità di avere un lavoro e quindi in difficoltà anche emotiva, anche di insicurezza, eppure queste persone stanno mettendo in campo con coraggio una serie di azioni per imparare un nuovo lavoro, per cercare un nuovo lavoro, per inventare qualcosa di diverso da fare. Allora c'è una forza sana, potente che è messa in campo. Ci sono tante persone che stanno soffrendo e che stanno male, ma c'è una forza sana che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno ripensando anche a come uscire da questa difficoltà. Io credo che anche gli imprenditori in larga misura stiano facendo questo. Allora bisogna far emergere, valorizzare, aiutare. Per questo sono importanti azioni come il fondo, ma non sono le uniche. Per questo bisogna che ci si metta insieme a costruire delle cose, perché la forza sana c'è e soprattutto c'è un numero alto di persone che sta male, certo. E bisogna fare cose concrete perché si possa cominciare a credere che si sta meglio, certo. Perché si possa ottenere dei risultati, certo, per stare, certo, meglio, perché se no... convogliare l'energia e la forza in azioni, sì, concrete. Volevo dire una cosa, ha ragione il segretario nel dire che insomma, il dramma della crisi poi si materializza con la perdita di posti di lavoro, però fino a prova contraria queste persone potranno rientrare in gran parte nel mercato del lavoro solo se ci saranno le imprese che insomma, creeranno nuovi posti di lavoro. E in questo paese, fino a prova contraria, sono le imprese, diciamo così, private che creano il posto di lavoro. Una volta erano anche le imprese pubbliche, fortunatamente quella stagione non c'è più e se non aiutiamo le imprese e non le mettiamo nelle condizioni di essere competitive, di alleggerire il carico fiscale, di ridurre la burocrazia, di accelerare tutte le soluzioni di quei problemi che dicevamo, probabilmente il problema della disoccupazione aumenterà.
Quindi assolutamente noi abbiamo bisogno di politica in questo Paese. La politica, io capisco che una fase così di marcio che sta emergendo in queste ultime settimane è difficile toccare questo termine, però noi usciamo da questa situazione se abbiamo indirizzi politici chiari, se i partiti tornano a fare il loro mestiere, se praticamente ci danno un indirizzo e affrontano i problemi. Cioè adesso non abbiamo risolto il problema col fondo di rotazione della Regione Veneto, però questo è un segnale che la politica è importante, è necessaria per affrontare le situazioni. Non solo la politica, e chiudo perché mi riferisco all'esperienza Caritas Treviso, importantissima, tanto di cappello, però io ricordo che nel Veneto ci sono 60.000 artigiani che sono iscritti alla Confartigianato, CGA Confartigianato. Noi abbiamo centinaia e centinaia di sedi sparse su tutto il territorio, cioè siamo talmente radicati che insomma ogni paese quasi abbiamo una sede, e quindi diciamo gli sportelli dove tutti possono partecipare, venire lì, chiedere informazioni, così come ci sono, cioè Confindustria, Confcommercio, i commercianti, cioè c'è una rete di associazioni datoriali che non ha eguali nel resto del paese, e quindi siamo degli sportelli aperti a tutti che vogliono venire lì e trovare dove possibile una soluzione ai problemi. Ha concluso, però poi volevo una risposta sulla difficoltà di accesso al fondo di rotazione di Veneto Sviluppo, che arrivava dagli SMS, ma abbiamo una telefonata, pronto? Forse è caduta, pronto? Allora, mentre aspettiamo che magari richiami la persona, Paolo, velocemente, è vero che in questi giorni si dice che nel giro di un mese si dovrebbe accedere adesso al c'è fondo stato richiesto. un problema, il fondo di rotazione spesso è stato visto come uno strumento per segmenti di aziende medio-alte. Qui bisogna ritarare lo strumento, intervenire, c'è comunque, ho già sentito, abbiamo già avuto contatti con l'assessore che si sta impegnando per rivedere il sistema e il meccanismo di erogazione, va alleggerito, va sburocratizzato. Io credo che anche con l'aiuto delle associazioni praticamente troveremo una strada per rendere l'erogazione più celere, perché questo è diciamo così, il traguardo, l'obiettivo che dobbiamo porci. Quindi possiamo dire agli imprenditori che ci stanno ascoltando che possono richiederlo alle proprie banche, non solo a quelle di credito cooperativo che lo sponsorizzano, ma anche alle altre del sistema bancario tradizionale, chiamiamolo così, che magari faticano un po' di più insomma a proporlo. Cristina, anche la Chiesa ogni tanto interviene su questi temi. E mi dà da pensare perché comunque Paolo Zabeo ha dato un po' un riferimento alla politica, ma è quello che ha detto anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che proprio in questi giorni si è espresso sulla questione degli imprenditori e su questo malessere generalizzato, e ha detto proprio questo, ha detto che forse ci siamo un po' dimenticati, non abbiamo capito la fragilità di queste figure, pensavamo appunto che fossero le categorie forti della nostra società, in realtà se si trovano in difficoltà e si sentono abbandonate vanno assolutamente aiutate, ma chi deve intervenire? Deve intervenire prima di tutto la politica, dice, e poi anche la società civile, noi stessi, perché se manca la solidarietà è difficile appunto rimediare a questa situazione. L'abbiamo incontrato io e Serena Spinazzi di Gente Veneta in occasione così della Pasqua per un'intervista, e allora sentiamolo proprio direttamente in questo servizio. Noi ci troviamo di fronte a una situazione obiettivamente difficile, in cui un po' di colpa ce l'abbiamo, perché certamente questa crisi poteva essere anche prevista, è nata anche con dei comportamenti un po' disinvolti di certa finanza, no? Quindi si poteva vigilare di più, però certamente noi siamo in un'epoca storica in cui da qualche decennio si è affacciata la globalizzazione. E questo ci ha trovato impreparati, ha trovato la comunità politica non solo nazionale ma internazionale impreparata, e quindi ci troviamo di fronte a delle difficoltà che è difficile risolvere. Questo per evitare di non tener conto anche degli sforzi onesti di molta politica, gli sforzi onesti di molti sindacalisti, di molti sindacati. Però certamente rimane poi il discorso che la politica deve attrezzarsi a dare determinate risposte. Noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che non diventano la regola, e allora non sono più l'eccezione di un disagio, è la regola, e questo ci interpella su tante cose. Ecco, allora il vescovo non può invadere il campo del politico, dell'imprenditore, dell'economista, certamente però può fare qualcosa. Ecco, quello che lei mi chiedeva, cosa possiamo fare? Beh, intanto
far capire alla nostra comunità diocesana, alle comunità parrocchiali, che la crisi in qualche modo ci interessa, ci appartiene, ci lega tutti, non c'è solo qualcuno, i più provati, che debbono essere guardati come dei casi pietosi, ma certamente c'è uno sforzo corale, ecco, far maturare le nostre comunità proprio sulla consapevolezza di una solidarietà virtuosa, uno stare vicino agli altri. Vede, la cosa che ferisce di più è il disinteresse, ecco, il non disinteressarci di questo fatto. E poi certamente io credo che anche la nostra Chiesa, che ha fatto tante cose, ma debba riscoprire nei suoi componenti, soprattutto io direi nella sua componente laicale, molto di più la dottrina sociale della Chiesa, con tutte quelle ricchezze di una civiltà che può avere delle risorse che finora non sono state messe in campo, e io penso soprattutto alla centralità della persona umana. È proprio la centralità della persona umana, come diceva nelle ultime parole il patriarca Moraglia, ma questa rete di solidarietà, questa consapevolezza che c'è bisogno di riscoprire forse anche appunto alcuni valori che si sono un po' persi per strada, è vero, non è solo una questione di valori persi, è una questione poi anche purtroppo economica, però forse riscoprire alcuni valori tra i quali la solidarietà può aiutare questi imprenditori, questi lavoratori, questi soggetti a uscire da uno stallo in cui si ritrovano. Volevo tornare al Presidente della Camera di Commercio di Padova, Roberto Furlan, perché in questi 2 anni di casi ne avete ovviamente trattati diversi e anche di diverse tipologie. Allora, qualche numero e poi anche che cosa siete riusciti a fare concretamente? Ma credo che intanto sia importante dire che io mi ho in questa sede degli effetti della crisi. Le considerazioni sul tema della crisi le lasciamo a un'altra valutazione, perché se no... Allora, gli effetti della crisi sono intanto prima di tutto quelli di essere multiformi. Allora, il problema è sbagliato pensare che il problema sia esclusivamente, per i casi che abbiamo trattato, di natura finanziaria. In genere si tratta di un mix di problemi. I contatti che abbiamo avuto, in 2 anni abbiamo avuto delle ondate di contatti che sono stati più o meno collegati con le varie situazioni di crisi. Primo momento molto importante, con circa 30-40 contatti al mese, poi c'è stata una fase del 2011 nella quale c'è stata una riduzione con 10 contatti, adesso stiamo nella fase di riacutizzazione del problema e siamo passati ai 27 contatti nel giro di un mese. Posso chiedere perché secondo voi nel 2011 questa flessione, cioè che elaborazione avete dato a questa cosa? Molto probabilmente la prospettiva di un'uscita dalla crisi creava meno tensione riguardo a chi aveva dei problemi riguardo alla sua azienda, insomma in generale l'imprenditore. Gli elementi che abbiamo visto, noi abbiamo trattato 170 casi, suddivisi sostanzialmente il 90% di imprenditori o soggetti italiani e il 10% di stranieri. Il mix di richieste che avevamo sono stati trattati con ben quasi 600 consulenze e interventi, quindi il rapporto è decisamente 3 volte circa il numero di trattati rispetto al numero Le consulenze sono state un mix di problemi, da quelli di natura legale a quelli di natura fiscale, allontanamento, riorganizzazione delle scadenze, eccetera, quelli di finanziario e bancario, quelli psicologici e quelli più in generale. Beh, c'è da dire che il tema del bancario rappresentava soltanto il 25% del problema che ci veniva posto. L'altro era un mix di questi problemi, però il 70% era di natura psicosociale, cioè psicologica. Quindi i contatti che avevamo erano di soggetti che partivano da un problema aziendale articolato nei vari componenti, ma sostanzialmente avevano un problema legato per loro persona all'individuazione, come dicevamo prima, del fallimento dell'impresa vista come fallimento di se stesso. E quindi questo è stato importante, l'accompagnamento. Il mix di persone che avevamo contattato sono oggi a consultivo un 60% proveniente dal mondo dell'artigianato
e un 40% proveniente dal mondo del commercio, assolutamente marginale la componente dell'agricoltura. Ecco, quindi questo per dire come in realtà quello di cui ci siamo resi conto però è che c'è una grandissima capacità di proposta, ma c'è anche una forte frammentazione. Oggi tutti operano, tutti si propongono, tutti pensano di porre delle soluzioni. In realtà io credo che oggi sia il momento di metterci insieme per fare delle proposte, più che ognuno inventare una ricetta, eccetera, eccetera. Quindi il modello su cui dobbiamo lavorare è, ripeto, è il modello della rete delle reti, lasciando che ogni soggetto abbia la propria specificità, particolarità e obiettivo, però che sia in relazione, in una cabina di regia che sia in grado di governare i processi, se no credo che ingeneriamo solo confusione. Chiaro. La cosa interessante che però Furlan ha appena detto è che se ne può davvero uscire, quindi a volte sì c'è una componente economica, ma i problemi economici davvero si possono in qualche maniera risolvere, e soprattutto se insieme ad altre persone che ci indirizzano con delle modalità. Volevo un commento prima di tornare, Cristina, con te alla piazza, di Luigi Brugnaro, un po' sul fondo di Veneto Sviluppo che è stato attivato, un po' il suo commento. Non vi arrabbiate se sono un po' controcorrente. Ci mancherebbe. No, nel senso che, se vi faccio notare, come gli imprenditori sono sempre usati come meccanismo di ascolto, di dibattito, eccetera, però vengono interpellati poco per capire. Cioè, i posti di lavoro non si fanno per decreto, l'ha detto prima Franca Porta, cioè si fanno con la crescita, non si fanno neanche col piagnisteo del noi siamo quelli che fanno di più, l'altro fa di meno. Tutti eroi, insomma, vabbè, lasciamo a ognuno le considerazioni proprie per quello che ho sentito stasera. Però dico, io apprezzo molto l'intervento della Caritas perché ritengo che vada al cuore del problema suicidi, cioè parlo delle preoccupazioni personali. Per quanto riguarda la parte economica non posso, scusate, se non sottolineare a un sindacato, soprattutto responsabile, come sia importante credere nelle imprese che vanno bene, non in quelle che piangono, che stanno andando male. Cioè, guardate che un conto è assistere le persone che stanno poco bene, cioè difendere. Io gioco a basket, giochiamo per difendere, la forza sarà la difesa, ma bisogna segnare poi anche, bisogna giocare in attacco perché sennò si perdono le partite. Qui bisogna puntare sulle imprese che vogliono crescere. Guardate che se ci crogioliamo dei piccoli contro piccoli, ho finito, piccoli contro piccoli, grandi, medi, noi dobbiamo andare a conquistare il mercato del mondo, altro che se c'entra la globalizzazione. Mi dispiace, ma lo faccio a chi capisce, perché l'importante è che si sappia dove dobbiamo andare. Certo. Torno subito dopo da lei perché voglio capire a chi lo stava lanciando questo appello, però abbiamo una telefonata, diamo sempre priorità a chi ci chiama da casa. Pronto? Con chi stiamo parlando? Con Adriano. Buonasera Adriano, prego. Da dove ci chiama? Da provincia di Treviso. Provincia di Treviso. Prego Adriano. No, volevo solo dire che le imprese non funzionano perché si produce di più di quello che serve. Si produce di più di quello che serve? Sì, perché qui da noi, in provincia di Treviso, c'è un sacco di imprese. Se voi andate a vedere, il 90% delle imprese sono in crisi perché non sanno a chi vendere. E quindi bisognerebbe puntare ad altri mercati, cioè un po' questo che sta dicendo? È una presa in giro quella di puntare ad altri mercati, perché alla fine ogni mercato fa la fine del nostro, perché ogni mercato si riempie di imprese, a un certo punto finiscono. E quindi bisogna fermarsi dal produrre, secondo lei? Cioè, bisogna tornare a un sistema diverso. Tornare a un sistema diverso. Quindi lei non più crescita ma decrescita, questa è veramente una voce contro. Il sistema, visto che Chiara è una trasmissione cattolica, ha insegnato che bisogna dividere. Ma ci fa un esempio, uno degli esempi che lei ha in testa, per esempio? Uno che ho in testa? Sì. Guarda, quando ci sono gli agricoltori che dicono che ci vogliono, che cominciano a lavorare alle 4 di mattina fino a tardi e tutto quello che ci va dietro, se ci sono disoccupati si divide il lavoro in tutti quanti. Ok, quindi lavorare meno, lavorare di più. Lavorare meno, lavorare un po' più tutti e guadagnare anche un po' meno a testa, un po' questo, una ridistribuzione. Le sono piene di... Chiaro Adriano, poi faremo commentare un attimo la sua proposta. Grazie. Della chiusura che stiamo andando in pubblicità, però volevo far finire appunto Paolo Bizzotto, voleva dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere al tema delle aziende che vogliono crescere, ma devono crescere anche con qualità, nella legalità e nella regolarità, perché anche questo è un modo per difendere il lavoro. L'altro punto che volevo dire era questo, che la trasmissione di stasera ha già prodotto un effetto. Una persona si è rivolta chiedendo aiuto,
chiedendo di essere ascoltate. Quindi, così come faremo nell'associazione, stiamo parlando delle persone che si suicidano, quindi come evitare il suicidio, come evitare la morte delle imprese, di imprenditori e anche di lavoratori. E l'altra cosa però è emersa anche stasera, e quindi nell'associazione noi abbiamo dato questo spazio per assistere i familiari delle vittime. E nella nostra associazione daremo spazio, ascolto e assistenza ai familiari delle vittime degli imprenditori e familiari delle vittime dei lavoratori, anche di quei lavoratori che sono morti per infortunio sul lavoro. Certo. Perché il problema dei familiari e delle conseguenze, soprattutto per gesti sbagliati come quello del suicidio, devono essere assistiti anche a queste persone. Con la drammaticità, prima un SMS parlava addirittura di 450.000 euro, come farò a pagare? Questo è il familiare, cioè una persona che non ha creato il danno, ma che sarà costretta con le conseguenze necessarie, insomma, quindi quello che dovrà fare. Certo. Ci fermiamo un attimo oppure abbiamo tempo per dare qualche dato, perché è interessante il discorso? Ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare, allora state con noi, torniamo tra pochissimo. Ultima parte della nostra puntata di Fatti Nostri la Piazza, dedicata al tema morire di lavoro, è un po' il titolo che abbiamo voluto dare, ma stiamo davvero parlando in realtà di come smentire questa frase, di come superare questa difficoltà a livello psicologico, a livello emotivo, morale e naturalmente anche economico. Lo stiamo facendo con molte realtà presenti qui alla sede CISL del Veneto, siamo qui a Mestre, e dare spazio a tutti è davvero difficile, ma vogliamo farvi capire che c'è una rete di solidarietà. Potete anche intervenire, perché i vostri interventi sono preziosi, lo sono stati stasera davvero. 340 9434 843 per telefonarci, o 392 666 0099 per gli SMS, li trovate in sovraimpressione. Cristina, continuiamo con quello che è presente. Esatto, e c'è un'altra iniziativa che va in questa direzione, quella di Life Auxilium. Qui c'è Stefano Zanatta, che è il presidente appunto della Confartigianato Asolo Montebelluna, e che ha dato il via a questo progetto. Ce lo vuole spiegare proprio in brevissimo? Sì, grazie. Allora, cerco di essere veloce. Questo progetto parte ancora l'anno scorso, comunque poi lo spiegherà il dottor Murado, visto che è qua, e parte l'anno scorso cercando di capire la situazione all'interno delle nostre imprese. Poi lo sportello effettivamente apre il 2 di marzo. Allora, in questo periodo noi siamo stati contattati da, credo ormai saranno un centinaio di persone, forse anche più, partendo da poche telefonate, venendo via via più avanti, sempre più telefonate al giorno. Chi ci chiama è sempre qualche disperato, perché sennò non ci chiamerebbe. Sono imprenditori o lavoratori? Imprenditori e anche lavoratori che vanno in cerca di lavoro. Noi cerchiamo di dare una risposta a tutti. Ci chiamano non solamente dal nostro territorio, ma ci chiamano dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Toscana, cioè da tutta Italia praticamente, anche perché il nostro numero verde praticamente ha avuto la pubblicità un po', purtroppo un po' dappertutto. Dico purtroppo perché non riusciamo poi ad accontentare tutti quanti. Ma al di là di questo vorrei riprendere un discorso che si è fatto qua stasera. Sulle aziende piccole. Allora, le aziende piccole sono quelle che hanno arricchito questo territorio, che hanno dato la piena occupazione, sino a poco tempo fa. Hanno fatto il grande esatto, hanno fatto il grande nord-est, siamo stati messi sotto la lente dal mondo per vedere come abbiamo fatto. Oggi noi abbiamo avuto 4 troupe televisive non italiane, che sono venute qua a capire come mai c'è una situazione di questo tipo qua oggi. Quindi siamo tornati sotto la lente ancora. E io dico questo, noi diamo sostegno a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese, però se un'impresa va accompagnata alla chiusura, bisogna accompagnarla alla chiusura, perché sennò crea problemi a tutti quanti. Io la chiamo l'eutanasia dell'impresa, è un termine forte, però bisogna fare anche questo. Poi il mercato, come dicevo prima, non è il mercato locale di un tempo, il mercato è molto più ampio, molto più grande, quindi se sino all'altro giorno piccolo, torno a ripetere, era bello, oggi cerchiamo di essere un po' più grandi e di aggredire il mercato, perché solamente così in qualche modo... Come si fa? Facendo cosa? Lei ha un'idea? Allora io dico, faccio un esempio, io ho un'impresa di 8 persone, vicino a me c'è un'altra impresa con altre 8 persone, di là c'è un'altra con 8, abbiamo 3 strutture mega galattiche, abbiamo 3 volte l'affitto e tutte le spese, perché non ci mettiamo assieme?
perché non troviamo una motivazione per metterci assieme? Cioè, è questo il concetto fondamentale e di base per andare avanti. Come vorrei dire questo, oggi, stasera, ognuno di noi ha portato una propria esperienza. Siamo anche qui divisi. Allora, se ci fosse un politico lungimirante o un amministratore con una veduta un po' ampia, ci chiamerebbe tutti quanti e ci direbbe: mettiamoci assieme. Perché alle scuole elementari me l'hanno insegnato, è l'unione che fa la forza, non sono altri strumenti. Quindi siamo tutti noi che dobbiamo portare del nostro al sistema, se dobbiamo continuare ad andare avanti. Se no, continuiamo così, ognuno è individualista, perché noi siamo individualisti per nostro conto, però non troveremo una soluzione al sistema e continueremo a piangerci addosso. Allora fare rete, grazie. Ecco. Gli applausi da Un'Industria. Brugnaro, vuole dire qualcosa? No, guarda che lo ringrazio tantissimo, è una prova di generosità, ho finito, veramente, grazie. Io volevo, prima di lasciarti, velocissimamente, se il mondo dell'industria e dell'impresa è d'accordo su questa, tra virgolette, eutanasia dell'impresa, alcune imprese, e poi sul fare squadra. Non è, lui dice anche eutanasia, arare la terra vuol dire ricostruire, ricontinuare, cioè nessuno deve pensare che è finito niente, siamo tutti dentro un percorso, è un percorso che va analizzato con moderazione. Però a volte ha dei costi questa cosa, anche in termini di risorse umane, di posti dire. di lavoro. A volte la razionalizzazione... No, guardate che i posti di lavoro non si costruiscono per decreto, si costruiscono con queste azioni di base, con questo coraggio. I posti di lavoro non si costruiscono per decreto. Chiaro. Le aziende, molte aziende che c'erano 20 anni fa, oggi non ci sono più, hanno avuto una funzione importante che è stata quella di costruire delle professionalità, dei saperi e di gemmare altre esperienze. Allora è evidente, adesso io non voglio dire che un'azienda è come una persona, però ha un ciclo vitale anche un'azienda. Il problema è come si gestisce questo ciclo vitale, compresa la parte finale, e soprattutto non lasciare mai vuoti, organizzare delle altre azioni che facciano sì che le persone trovino opportunità anche quando un'azienda chiude, che siano gli imprenditori, che sia il management e soprattutto che siano i lavoratori. Quindi qui torna in campo, su questo voglio dirlo anch'io, il compito di tutti, ma anche la funzione della politica, la buona politica, che ci dobbiamo preoccupare di crearla, la buona politica è ciò che fa la differenza in un territorio, anche per poter accompagnare la vita delle imprese e soprattutto perché le persone, lavoratori o imprenditori, non siano schiacciati. Certo. Per non lasciare indietro nessuno. Abbiamo una telefonata, una persona che ci sta ascoltando, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono una nonna di Montegrotto. Di? Montegrotto. Di Montegrotto, sì. Prego. Montegrotto, mi sente? Sì. Mi sente? Sì. Prego, la sentiamo bene. Allora, vorrei lanciare un messaggio perché la vostra trasmissione mi ha commosso. Quando parlate di tutti questi morti, di queste creature che... Volevo dirle a queste persone, la mia esperienza piccola, faccio rispetto. Io ho lavorato da tanti anni in ospedale, ne ho visto tanti di morti. Abbiamo avuto la guerra perché sono ancora dell'epoca della guerra. Tornati dalla guerra siamo andati a lavorare all'estero con mio marito perché qua c'era il disastro, era l'Italia da recuperare. Allora vorrei lanciare questo messaggio a queste persone che si uccidono. Non uccidetevi, lottate come abbiamo fatto noi, vedrete l'Italia torna a quella che era prima. Grazie signora, come si chiama signora? Questo applauso. Buonasera. Come si chiama lei signora? Mi chiamo Elda, ma non posso. Elda, grazie mille. Grazie di questo messaggio. Sono molto conosciuta in paese e allora non voglio fare propaganda. Grazie a Elda di Montegrotto per questo messaggio che richiediamo davvero alle persone che sono in difficoltà. Davvero, Cristina. per ritornando appunto da dove eravamo partiti, dalla speranza. Io ho anche qualche dato parlando delle imprese che funzionano, delle aziende che invece di chiudere magari potrebbero riconvertirsi, un'operazione difficilissima, però per esempio secondo il secondo osservatorio congiunturale sulla piccola impresa Green in Italia, realizzato dalla Fondazione Impresa, su un campione di circa 400 piccole imprese, appunto le piccole imprese Green hanno continuato ad investire, a credere nel settore, e c'è stata una diminuzione della produzione da parte di queste aziende di appena lo 0,1%, il fatturato invece non ha conosciuto variazioni. Quindi ci sono settori su cui forse
l'Italia ma anche il Veneto potrebbe in qualche modo puntare per rialzare la testa? Sì, conosciamo bene questi dati perché la fondazione della nostra associazione che ha proprio un focus sul tema della green economy, che poi green economy vuol dire tutto e niente, nel senso che è una qualità di vita diversa rispetto a come abbiamo concepito la crescita economica negli ultimi 30 anni. E oggettivamente questo è un filone dove bisognerebbe operare e, diciamo così, avere anche delle chiarezze di indirizzo politico che invece non ci sono. E sicuramente la green economy, soprattutto in una regione come il Veneto, che ha una grande vocazione al turismo, che ha una grande vocazione per il patrimonio artistico, architettonico, le nostre città d'arte, cioè abbiamo una straordinarietà del nostro territorio che non ha uguali in tutta Europa, dovremmo sfruttare queste opportunità perché sicuramente il filone della green economy è praticamente una strada da percorrere. Grazie. Piero Muraro del Centro Eidos appunto è un po' l'anima di questo progetto di cui parlavamo, Life Auxilium. Le persone che telefonano sono persone che abbiamo sentito, come ci diceva Zanatta, persone in difficoltà e che molto spesso non vogliono nemmeno arrendersi, però non vogliono che la loro azienda venga chiusa. Ci può raccontare un po' chi chiama e come li aiutate? Ma io penso, vorrei partire da un po' i due temi che sono stati trattati questa sera. Si è parlato molto di aspetto economico e si è parlato molto anche di aspetto psicologico. Allora, io penso che questi due aspetti siano strettamente connessi, nel senso che il problema economico produce quei stati d'animo, di ansia, di preoccupazione, che a loro volta incidono sulla capacità dell'imprenditore di analizzare, di vedere, di intervenire sul livello economico. Quindi quando parliamo di difficoltà economiche, parliamo di ansietà, parliamo di due situazioni che sono strettamente connesse, in cui l'una alimenta l'altra. Ed è su questa ipotesi, su questa connessione che noi abbiamo pensato, abbiamo costruito il nostro tipo di intervento. Diciamo che quando l'imprenditore arriva presenta il problema dicendo questo è un aspetto, ho una situazione debitoria e vorrei che mi aiutaste ad intervenire su questa situazione. Allora, noi cos'è che noi operiamo, diciamo, su 4 livelli. Un primo livello è quello che è stato un po' anche toccato anche prima, è quello della solidarietà. Cioè noi cerchiamo di far sentire l'imprenditore in una situazione possibile all'interno dell'esistenza della sua azienda, riducendo lo stato di isolamento, interferendo sull'isolamento, sull'impotenza nella quale lui si sente. Il secondo punto sul quale interveniamo è il senso di colpa. Prima si è parlato di imprenditori che pensano o che ritengono di essere responsabili dell'esito della loro azienda. Quindi noi lavorando sul senso di colpa cerchiamo di interferire su questa sensazione, anche perché quando un'azienda va male l'imprenditore pensa che può essere stata responsabilità sua, pensa agli effetti che questo danno può avere sulla sua famiglia e pensa agli effetti che magari questa azienda che non funziona può avere anche sui suoi dipendenti, perché certo. Nella piccola industria nel nostro territorio il rapporto fra datore di lavoro e dipendente molto spesso è familiare, nel senso che si connettono. La interrompo un secondo, gli altri 2 punti ce li dice tra poco, abbiamo una telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Forse è caduta? Cerchiamo di capire. Pronto? È caduta. Andiamo avanti con gli altri 2 livelli allora. E queste sono le 2 dimensioni psicologiche individuali sulle quali noi vogliamo lavorare. Ci sono altre due dimensioni che riguardano l'aspetto della speranza. Allora, dal nostro osservatorio, ovviamente è un osservatorio limitato, noi abbiamo visto come l'imprenditore si trovi molto spesso, e parliamo di quei casi che si sono presentati a noi, fra 2 situazioni di rigidità. Da una parte la difficoltà di ricevere finanziamento da parte delle banche, dall'altra magari di sanare la situazione debitoria. Nel nostro caso si parlava del caso a cui sto pensando, di una situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, situazione che nel momento in cui non è stata sanata nel momento giusto, per effetto delle penali, delle more, diventava sempre più ampia e quindi rischiava di soffocare l'imprenditore in questa situazione, il quale non vedeva, non percepiva una via d'uscita. È chiaro che questa situazione di non vedere via d'uscita è una situazione molto a rischio, sia perché può portare la persona da un punto di vista umano a fare delle scelte che noi conosciamo, sia perché in qualche modo fa sì che
l'imprenditore possa abbandonare, possa lasciare il suo impegno, e questa è una grossa perdita per la collettività, sia da un punto di vista di conoscenza, di cultura, di professionalità che viene persa, sia per il fatto, e questo nessuno lo vuole, che la collettività in qualche modo si trova a doversi accollare o sostenere questa situazione, questa persona che non è riuscita a trovare la sua strada. L'ultimo punto nasce dalla ricerca che noi come EIDOS abbiamo fatto per la Confartigianato, dove abbiamo confrontato un gruppo di imprenditori che abbiamo chiamato resilienti, nel senso che sono imprenditori tenaci, che sono riusciti a portare avanti la loro azienda, con altri imprenditori che esprimevano una grossa difficoltà. E quello che noi abbiamo visto è stato che l'imprenditore che ha tenacia vede e osserva, guarda la crisi, alle difficoltà come a una sfida, ha un atteggiamento di previdenza, nel senso che pensava già che questa crisi avrebbe potuto arrivare, non solo, ma quando pensa alla sua posizione, al suo interagire, è molto più attento e molto più disponibile a connettersi con gli altri. È più positivo, insomma, sostanzialmente anche la reazione. Noi dobbiamo... Volevo concludere? Sì, grazie. Volevo concludere con il come noi abbiamo tradotto questo, Esatto. E cioè mi collego a quello che ha detto il Presidente della Confindustria di Venezia, cioè noi abbiamo cercato di costruire dei momenti di raccordo fra imprenditori che hanno dei risultati positivi, di modo che la loro esperienza possa essere trasferita agli imprenditori che hanno una situazione di difficoltà, in cui non ci sia un passaggio in cui qualcuno insegna qualcosa a qualcun altro, ma ci sia un trasferimento di esperienze, quasi un inquinamento fra esperienze positive e esperienze negative. Grazie mille. Io darei la parola anche a Maurizio Marcolin, Elena, se qualcuno gli passa il microfono, grazie, della Fisescat CISL di Padova. Siamo forse un po' anche a un bilancio. Se può alzarsi Marcolin, grazie, così tutti possono vederla. Siamo un po' insomma verso le conclusioni, quindi forse possiamo anche sentire la sua opinione su quanto è stato detto questa sera. Abbiamo detto tante cose. Sì, tante cose. Io nella Fisascat rappresento una particolare categoria di imprenditori, lavoratori autonomi che sono gli agenti di commercio. Devo dire che dovrei dire che siamo contenti, perché le iscrizioni stanno aumentando a dismisura, ma non lo siamo proprio per niente, perché capiamo che è un rifugio rispetto alla crisi. Non so cosa fare, cerco di andare a fare l'agente di commercio. È una situazione piuttosto pesante, ed è una situazione, diciamo che questo tipo di imprenditore è un imprenditore che è lasciato abbastanza solo, perché è imprenditore di se stesso. Certo. È un po' una via di mezzo fra un lavoratore subordinato e un lavoratore autonomo. E la crisi viene sentita, però da quello che vediamo noi cercano di darsi da fare, cercano di muoversi, cercano di reinventarsi, di trovare mercati nuovi. Proprio questa mattina parlavo con un agente di commercio del settore delle calzature e mi diceva: in Italia non riesco più a vendere. E dove va a vendere? In Cina. In Cina. È andato ha fatto il giro stagionale delle calzature, vende un tipo di calzatura medio-alto, ha venduto in Italia 1800 paia di calzature. È stato a Hong Kong 15 giorni attraverso un'organizzazione di altri agenti comuni, ne ha vendute 18.000 in 15 giorni. Quindi volevo dire che anche gli agenti si danno da fare, si muovono. Il problema è che l'Italia non ha più un mercato, cioè qui non è che non abbia più mercato l'Italia, perché almeno il 60% del prodotto interno lordo passa attraverso le mani degli agenti di commercio, quindi c'è un mercato. È che
c'è crisi di mercato, mancanza di liquidità e anche gli agenti sentono questa problematica. Grazie mille. Io Grazie. so che c'è un Marcolini. messaggio che chiama in Prima causa... di passare un po' anche alla piazza, se vogliamo, in chiusura per qualche testimonianza, Cristina, darei un attimo il microfono a Tiziano Cenedese e gli chiederei se aveva un commento su quanto detto prima, magari sintetico, però anche di rispondere a questo messaggio. Attenzione, la difficoltà di erogare il credito per le banche vale anche per i consorzi fidi. Non diamo illusione di facile accesso e soluzione. Silvano ci scrive. Ci può dare un inquadramento? Assolutamente vero, questo non vuole avere. I consorzi fidi sono in crisi come tutti, per cui la difficoltà di accesso, attenzione, è che, quanto dicevo prima, noi siamo particolarmente virtuosi, con l'occasione rispondo anche a quel messaggio dove diceva che ci sono alcune banche che sono fortemente in crisi, è vero, nel senso sappiamo, ma è fortemente minoritario il caso, per cui non è da prendere in considerazione, anche se risponderebbe al fatto che proprio perché è in crisi è una situazione oggettiva di erogare il credito, per cui ecco perché essendo la banca stessa un'impresa talvolta ha difficoltà e talvolta ha difficoltà per un problema di liquidità. Adesso, senza entrare in meccanismi tecnici, la liquidità deriva dal fatto, lo diciamo anche perché la difficoltà delle imprese a rimborsare i propri finanziamenti ha sottratto altra liquidità da reimpiegare in altre imprese. Quindi come uscirne, tra virgolette? Perché adesso siamo davvero a 5 minuti, quindi vogliamo cominciare a tirare delle conclusioni. Sinteticamente, da parte vostra, insomma. Noi da parte nostra volevo invece magari sintetico Cenedese porre l'attenzione sul fatto, perché poi, ripeto, ci siamo concentrati più sulla difficoltà finanziaria quando abbiamo scoperto che non è l'elemento dominante su questo tipo di crisi. Noi invece questo tipo di comportamento, aiuti ai giovani li diamo senza garanzie fino a 30.000 euro, tanto per non creiamo facili aspettative, ci sono, vengono e li abbiamo dati, il Super G a Treviso è già attivo in tal senso, appoggiamo il progetto Penelope in tempi non sospetti, appoggiamo il microcredito in tempi non sospetti, ma noi ce lo siamo sempre stati, non lo siamo da adesso. Facciamo un appello alla banca tradizionale, allora questo forse da qua, da questo pulpito un po' lo rilanciamo. Cristina, riusciamo a sentire la piazza magari? Esatto, sono andata un po' in piazza anche perché abbiamo parlato tanto di imprenditori, c'è una grossa impresa, abbastanza grossa, in difficoltà nel Padovano e nel Veneziano. Allora eccoci qua. La grande azienda che abbiamo qua in provincia di Venezia, la Sacaim, che è un'amministrazione straordinaria. Abbiamo attualmente 90 lavoratori a casa su 360. Lei sta seguendo la vertenza? Stiamo seguendo a livello sia locale che nazionale. Ecco, perché 90 lavoratori a casa? Perché c'era un momento di crisi, perché la ditta comunque era fallita, perché si è aggrappata a un piano ex Prodi, diciamo, che si tenta questo passaggio di traghettare. Sono stati congelati tutti i debiti che aveva, perché non si sa ancora quanti debiti effettivamente avesse, però ci sono 370 famiglie che sono in bilico. A rischio. E che cosa farebbero questi lavoratori senza lavoro? Ne troverebbero un altro? No, adesso come adesso no, è impossibile, perché comunque grandi e piccole, le piccole licenziano, non c'è il problema, perché comunque trovano un problema con le banche, con i famosi fidi, non c'è liquidità. Un'impresa che, specialmente su un monocommittente che lavora sempre con ha grossi problemi di liquidità. Grazie. Ringraziamo la piazza che è presente, esatto, che purtroppo non riusciamo a far intervenire. Abbiamo 3 minuti. Io chiederei una sinteticissima conclusione ai nostri relatori, ma davvero in una battuta, cioè quale è ora il futuro immediato, su cosa puntare? Proprio velocissimamente, partiamo da Franca Porto, chiedo la sinteticità perché non abbiamo tempo, ecco, in questo senso. Ma le persone e il lavoro, che siano dipendenti o che siano imprenditori, le persone e il lavoro, e questo è il grande tesoro di cui noi disponiamo, avendo la fortuna di avere un territorio molto bello, di avere attrattività anche da questo punto di vista. E poi lo spirito della signora che ha telefonato prima di Montegrotto. Io mi rifiuto di pensare
che se mio padre e mia madre nel dopoguerra ce l'hanno fatto, che stavano peggio di me, adesso io devo andare a perdere la fiducia nel futuro perché rischio di non avere di fronte più la possibilità di consumo che avevo prima. Quindi anche credere che costruire il futuro dipende un po' da noi. Chiaro. Sintetici, Zabeo. Io voglio sperare che questa crisi che durerà tutto quest'anno, che sarà pesantissima, non lasci nessuno indietro. Che sia imprenditore, dipendente, pensionato, noi dobbiamo mettere in campo tutte le misure possibili e immaginabili perché praticamente questa crisi economica non diventi una crisi sociale. Furlan, proprio telegrafico? Telegrafico, per il problema delle persone in difficoltà che hanno difficoltà e quindi si approcciano a questo problema, non sbandierare la bandiera delle tragedie per fare lotta sociale. Chiudiamo con... Dobbiamo recuperare lo sviluppo economico, dobbiamo attrarre investimenti e rendere più competitivo il nostro territorio, credere anche forse in Porto Marghera e nel rilancio veramente, forse proprio anche dell'edilizia che in Italia ha sempre dato tanto nella filiera delle nostre opportunità. E crediamo quindi alla rete e invitiamo anche, come qualche appello è stato fatto anche dalla nostra piazza e dai nostri ospiti, la politica a farsi da strumento di coesione di queste molte realtà di cui abbiamo parlato stasera. Cristina, dove saremo venerdì prossimo? Allora saremo all'auditorium della provincia di Venezia, quindi a Mestre, per una puntata veramente speciale realizzata in collaborazione con la Pastorale Sociale del Lavoro, e parleremo ancora una volta di lavoro ma di giovani. Il titolo è Quali giovani per quali futuro? Noi vi aspettiamo. L'appuntamento è quindi a prossimo venerdì. Grazie a tutti voi che avete partecipato da casa, alle telefonate, ai nostri ospiti e ai nostri tecnici. Buonanotte.